Buongiorno e benvenuti al TG di Prealpina.it. Anche questa edizione si apre con la cronaca. Un uomo di 87 anni è stato trovato sui binari, ferito in gravissime condizioni, questa mattina poco prima delle 7 a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Luino. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della polizia ferroviaria. In base ai primi riscontri, l'uomo sarebbe stato travolto da un treno in transito. All'origine del tutto potrebbe esserci stato un gesto volontario. In piazzale Marconi sono intervenuti subito i soccorritori con ambulanze o un elicottero levatesi in volo da Milano, assieme a una squadra dei vigili del fuoco e alla pattuglia della polizia ferroviaria. L'87enne è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso, la circolazione dei treni è stata sospesa su tutta la linea. Ora a Varese per raccontare la storia di una mamma e dei suoi figli che in questi giorni stanno vivendo l'incubo dello sfratto. La donna dichiara di essere pronta a incatenarsi davanti a Palazzo Estense. A questo potrebbe arrivare Valentina, mamma di 3 figli di 8, 15 e 16 anni, a seguito dell'esecutività dello sfratto che arriverà venerdì 17, quando dovrà lasciare l'appartamento di Masnago in cui vive da 4 anni con la famiglia. La situazione familiare è complessa. Valentina è in attesa di un intervento chirurgico, di conseguenza non può lavorare nel settore delle pulizie come ha fatto finora. Il compagno, carpentiere di 47 anni, aveva un lavoro in Svizzera che ha recentemente perso. I figli sono seguiti per metà dai servizi sociali del comune di Varese. Un anno fa la donna ha chiesto una casa all'Aller, ma la graduatoria sarà pubblicata solamente a ottobre, quando per la famiglia potrebbe essere troppo tardi. E ora restiamo a Varese, ma spostiamoci al Campo dei Fiori per raccontare le novità che interessano la rete di sentieri del parco. Ecco il servizio di Paolo Grosso con immagini dell'agenzia Blitz. È un progetto molto importante perché andiamo a riqualificare tutta quella che è l'informativa, la cartellonistica intesa come cartelli che aiutano il percorso negli svariate centinaia di chilometri di sentieri che ci sono all'interno del parco. Andiamo ad attrezzare ben 21 sentieri grazie a questo progetto condiviso con Naturcoop e finanziato da Tigros all'interno di un progetto che ha anche una valenza sociale, ma per noi la valenza importante è mettere in condizioni chi si muove all'interno del parco di farlo in sicurezza, quindi avere un'informazione più precisa e puntuale in linea con i canoni oggi dettati dal catasto sentieri, quindi concordati con il CAI. Usciamo da quella logica di isolamento per cui chi entrava nel parco aveva una segnaletica riferita solo a questo territorio, entriamo nella logica invece di un progetto più ampio, per cui muoversi nel territorio vuol dire passare attraverso diverse aree, tra cui il parco, in cui i sentieri però non sono, le informazioni sui sentieri non sono limitate a questo luogo, ma sono ben più ampie. A chiudere questa edizione lo sport. Giornata importante per il basket varesino. Dopo un anno, stasera alle 19 al Palazzetto dello Sport il pubblico potrà tornare a vedere una partita della pallacanestro varese, impegnata contro la Dinamo Sassari in una gara valida per la Supercoppa. Nel primo incontro lunedì Varese ha perso a Cremona. Per i biancarossi questa deve essere una serata di riscossa. Chiudiamo con l'Ippica, una notizia importantissima per Varese. È arrivata l'ufficialità dell'annunciato spostamento della prima parte della stagione del galoppo di Milano, le cui piste da corsa sono state rese impraticabili dall'infestazione di un parassita. Le larve di questo parassita hanno infatti completamente distrutto le radici del tappeto erboso dell'impianto meneghino, privandolo di qualsiasi tipo di legame con il terreno sottostante. Il passaggio dei cavalli da corsa ha dunque creato diverse voragini sul tracciato, costringendo alla sospensione della giornata inaugurale di mercoledì 1 settembre, dopo la disputa della seconda corsa. Dal 15 settembre, quindi, tutte le corse si svolgeranno alle Bettole di Varese. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna per questa sera alle ore 19.